Buon pomeriggio da Gianmarco Cervi, la quarta giornata della Lega Scuole Superiori, prima edizione, Nottingham Moreschi e Dinamo Volta ad affrontarsi per la prima partita di giornata. Due squadre dalla posizione in classifica ben diverse. Nottingham Moreschi che dopo una buona partenza, la prima vittoria in rimonta col Tenca, ha inanellato due sconfitte abbastanza pesanti. Vediamo se oggi riuscirà a riscattarsi. Manca Clemente, c'è un portiere di riserva, stesso problema anche per la Dinamo Volta dove gioca Portioli. Vediamo, speriamo che sia una bella partita. Tutto è pronto, siamo pronti anche noi. Vedi, let's go, partiti. Poi il pallone buono per Marini che si gira e calcia. Portioli si supera con un grande intervento. La conclusione di Ferrari che batte Tola per il vantaggio della Dinamo Volta. Gran botta di destro sotto l'incrocio. Tola prende gol sul suo palo, ma bisogna dire a sua difesa che non è un vero portiere. 1-0 Volta. Ferrari converge, prova a calciare, contratto, può ripartire il Nottingham Moreschi, pallone al limite che diventa buono per Galimberti, frena Galimberti, doppio dribbling, Galimberti va adesso a calciare, trova un grande angolo Galimberti, un doppio dribbling, battuto Portioli che non ha potuto nulla, pallone nel sacco e pareggio del Nottingham Moreschi, gran gol di Galimberti, quello che hanno preso loro. Poi la conclusione di Pisoni che sfiora il palo, grande occasione per la Dinamo Volta. Clemente è bravo. Pallone dentro per Cosentini, Cosentini, in diagonale Cosentini! Trova il gol del 2-1 il Nottingham Moreschi con Cosentini, gran diagonale, battuto Portioli che avrebbe potuto sicuramente fare di più. Vantaggio Nottingham Moreschi. Sul corner, Cosentini, posizione di sparo, il tocco ancora per Marini, dentro ancora per Cosentini, calcia Marini! Sbaglia ancora Portioli, 3-1 Nottingham Moreschi, la firma di Marini. Adesso è in grande difficoltà il Dinamo Volta. Lo stesso. Si libera bene Pellegrinelli questa volta. Pellegrinelli non ci credo sull'esterno. Gran movimento di Pellegrinelli. Fa sempre la stessa cosa. Perno col corpo, si gira e calcia, ma questa volta non trova la porta. Giornata storta fino adesso per Pellegrinelli. Non distante dal palo, sul duplice fischio del signor Bianco che manda le squadre a riposarsi per qualche minuto. Super spot. Moreschi. Poi il pallone passa al centro ancora per la conclusione sul palo incredibile di Pisoni. Non so cosa abbia visto, era calcio d'angolo nettissimo, poi pallone dentro per Gasparini, salva ancora Tola, Pellegrinelli! Alla fine la mette Pellegrinelli, 3-2, partita riaperta. Ho scritto 3-1. Ce l'ha fatta Pellegrinelli all'ennesimo tentativo a trovare l'ottavo gol in campionato. Passa, diventa buono per Marini, Codagnone, Mauri per il 4-2, Mauri, 4-2, la messa Mauri, grande assist di Codagnone con l'esterno. 4-2 Nottingham Moreschi che allunga di nuovo. È buono il lavoro di Ferrari che punta la porta, serve Pellegrinelli, al centro ancora per Ferrari, non ci credo. Non ci credo cosa ha sbagliato Ferrari, azione fantastica della Dinamo Volta. Pellegrinelli prova il pallone al centro che non passa, Marini dentro per Codagnone, Codagnone prova ad autolanciarsi, sfida Gasparini che però riesce a rinviare soltanto parzialmente la conclusione di Marini sulla traversa. E poi il pallone rimane lì, Codagnone lotta, alla fine perde il possesso della sfera. Che occasione per il 5-2, gran traversa. Marini dentro per Codagnone con il tacco. Codagnone alla Dybala. Gol ha fatto? Con il tacco, solo che lui è destro, infatti segna con il suo piede preferito. 5-2 Nottingham Moreschi, gran gol di Codagnone. Bravo Coda. Partita perfetta per il Moreschi fino adesso. Tola in anticipo, Tola tutto solo, Dai. Tola per il 6-2 che arriva. Eccolo qua il gol di Tola, appena diventato giocatore di movimento. Avevamo annunciato che poteva essere un cambio intelligente. 6-2 Nottingham Moreschi, Tola recupera palla e batte il povero Portioli che se l'è ritrovato soletto contro di lui. Ferrari passa, Ferrari, gran botte di Ferrari, 6-3, abbatte addirittura il cartellone pubblicitario. Gran gol di Ferrari, questa volta non ha potuto nulla. Portiere del Nottingham Moreschi. Codagnone, col tunnel, Codagnone si libera, può calciare, Codagnone, Portioli la tiene, Cosentini! 7-3, Cosentini a porta sguarnita sulla ribattuta di Portioli, mette dentro con il mancino, ma gran lavoro di Codagnone che si è liberato benissimo, ha calciato molto forte verso la porta di Portioli che ha fatto quello che poteva. 7-3 Nottingham Moreschi. A sinistra, punta la porta, Cosentini al centro per Tola che calcia! Gran lavoro di Cosentini, gran palla per Tola e gran destro di punta di Tola sotto l'incrocio per l'8-3 del Nottingham Moreschi, doppietta di Tola che da quando ha cominciato a giocare
come giocatore di movimento, si è fatto sentire. Pellegrinelli deve giocare il pallone, decide di andare da solo. Pellegrinelli! E trova il diagonale dell'8-4. E Pellegrinelli le sue firme le mette sempre comunque, anche quando i suoi sono in grave difficoltà. Ancora Pellegrinelli, gran giocata, pallone buono per Ferrari, per l'8-5. Ferrari! 8-5. Vediamo se ci crede il Dinamo Volta. Ancora grandissimo lavoro di Pellegrinelli, che sta giocando una partita comunque più che buona. 8-5. Pisoni controlla, Pisoni! 8-6. Trova l'angolo Pisoni, attenzione, adesso soltanto di +2 il vantaggio del Nottingham Moreschi. Ferrari la perde, quindi Tola va da solo, Tola con il diagonale! 9-6 di Tola, tripletta, 3 gol per lui. E a questo punto probabilmente, risultato davanti alla telecamera, probabilmente è la pietra miliare sulla vittoria del Nottingham Moreschi. Di Tola. Tola recupera la palla, ancora Tola! E sono 4 per Tola e 10-6 per il Nottingham Moreschi. Ancora gran giocata di Tola. Distacco, Pisoni va via, calcia Pisoni, sbaglia clamorosamente Di Maio ed è 10-7. Arriva il triplice fischio del signor Bianco, finisce 10-7 per il Nottingham Moreschi, che trova la seconda vittoria stagionale. Super Spot.